Heather McPallister. Il frammento di una catenina, 2 blister di medicinali e un flaconcino in plastica, oggetti consumati dal tempo e dalle intemperie, erano ai piedi di un albero, a pochi metri da dove venne ritrovato il corpo di Liliana Resinovic. Vengono ritrovati martedì pomeriggio da un'inviata di un programma televisivo tra le erbacce. Dal terreno sbuca anche un pezzo di catenina, color oro, e all'apparenza un cavo elettrico di colore rosso. Nel dubbio vengono contattati subito gli agenti della squadra mobile di Trieste per segnalare il ritrovamento. Dopo un'ora arriva la polizia scientifica, che reperta tutto il materiale per fare accertamenti e individuare eventuali tracce di DNA. E dovranno cercare anche di identificare la datazione di quel materiale. Tante ora le ipotesi. Qualcuno può essere entrato nel boschetto ed essersi liberato di quegli oggetti. Quel pezzo di oggetto color oro può appartenere a un braccialetto. Forse uno dei tanti che Lilly portava sempre e che non si liberava mai. Oppure può essere la catenina di una borsetta da donna. Ora non resta che rimanere in attesa dei risultati della polizia scientifica, anche se rimane molto strano questo ritrovamento, perché è un farmaco per cardiopatici, che non è più in vendita dal 1988 nel nostro paese, a meno che non sia in vendita ancora nella vicina Slovenia. La sospensione del farmaco avvenne a causa di controindicazioni, perché causava scompensi cardiaci. Il nome del farmaco è Segontin. Somiglia a qualche braccialetto di Liliana, ma io non uscivo senza il braccialetto della mamma, la catenina. Io non uscivo mai senza anelli, senza braccialetti, senza collanina. Se lo avessi in mano saprei anche riconoscerlo meglio, perché uno dei 2 braccialetti mi sono stati regalati dalla mia mamma per la comunione. Ma io questo ne ho già parlato con gli inquirenti 18 mesi fa. Gli anelli, dei braccialetti, delle collanine. E poi andate a vedervi i video di 18 mesi fa a proposito degli oggetti d'oro. Tutto l'oro stava nel cassetto del comandino 18 mesi fa. Però la domanda che mi faccio: è stato trovato da una vostra giornalista dopo 18 mesi, non dagli inquirenti, 18 mesi fa? Questa è la mia domanda. Non le sembra un po' strano? È stato messo adesso? Siamo sempre là. C'è sempre qualcuno che vuole passare per suicidio. No? Questo è un altro depistaggio, secondo me. Che dopo 2 anni ci siano ancora dei reperti attinenti al caso nelle vicinanze del luogo di ritrovamento di Liliana Resinovic sembra inverosimile, ma non è da escludersi che qualcuno in tempi recenti, relativamente recenti, abbia lasciato lì un qualcosa per farci ulteriormente pensare al suicidio. E poiché non era automatico associare questa confezione di farmaci al suicidio, ci mette vicino anche il braccialetto, che quello univocamente andrà a farci pensare a Liliana. Col braccialetto pensiamo a Liliana e a quel punto associamo ovviamente anche il farmaco. È tutta però una storia ancora da scrivere questa.